Cari telespettatori, Giovanni Murianni, responsabile commerciale di Solare Italiano, è qui con noi questa volta per parlarci del fotovoltaico. Allora, vantaggi e inconvenienti eventuali. No, io chiamerei solo vantaggi. Benissimo. Oggi come oggi, visto e considerato che l'energia elettrica costa sempre di più e costerà sempre di più grazie ai nostri amici americani che stanno creando un bel po' di confusione, diciamo la verità, quindi noi invece dobbiamo per forza munirci di impianto fotovoltaico. Lo dico per forza perché diventa quasi obbligatorio fare impianto fotovoltaico, visto e considerato che gli incentivi stanno per terminare, quindi il 50% della detrazione che c'è ancora per quest'anno, il prossimo anno non ci sarà più, quindi approfittiamo di questo vantaggio e approfittiamo del fatto che ancora oggi gli impianti fotovoltaici sono accessibili alla gran parte dell'utente e che conviene usufruire dell'autoconsumo del proprio impianto fotovoltaico. Quando è che sono particolarmente convenienti? Quindi uno deve fare la valutazione che esposizione ha il proprio tetto, oppure l'estensione dell'area dove metterli, le abitudini delle persone? Allora, valutiamo questo. In base ai consumi della bolletta, lo vediamo, c'è una vocina sotto con scritto consumo annuo. Quello fa testo, il consumo annuo se è superiore ai 2.500-3.000 kWh all'anno diventa quasi indispensabile l'impianto fotovoltaico, direi anzi diventa indispensabile l'impianto fotovoltaico, perché a quel punto lì vuol dire che stiamo consumando e consumeremo sempre di più, perché lo vediamo in casa, tutti quanti abbiamo i telefonini che mettiamo in carica e consumano, non ce ne rendiamo conto ma consumano, i vari televisori, ce n'è ormai uno per stanza, quindi consumano, l'elettrodomestico che consuma per quanto ce lo vendano per classe A, classe super A, però consumano, specialmente se uno ha una famiglia numerosa che è costretto a utilizzare gli elettrodomestici più spesso, lavastoviglie o lavatrice. Quindi lo vedo perché abbiamo dei clienti che hanno anche 2 lavatrici, l'asciugatrice, cioè tutto quanto quello che consuma elettricità e che ci diventa indispensabile come il climatizzatore è un consumo. La batteria è un altro aspetto importante. Altra cosa molto importante, quindi l'impianto fotovoltaico sì, ma le batterie anche. I costi delle batterie sono ancora contenuti rispetto a quanto fossero qualche tempo fa, sono purtroppo destinate ad aumentare perché la produzione arriva purtroppo sempre e solo dai paesi orientali. Dico purtroppo solo per il motivo che non abbiamo produzione nostra, però per quanto riguarda la validità e la qualità sono imbattibili. Perfetto. E allora batteria e impianto fotovoltaico può essere la soluzione ideale. Sicuramente. Per Solare Italiano date delle consulenze e anche del materiale e anche l'installazione. Sì, facciamo l'installazione, noi facciamo dal preventivo all'installazione, dal sopralluogo all'installazione e anche il post vendita, anche quello. E che l'assistenza è fondamentale. Grazie Giovanni Murianni, grazie a voi telespettatori di averci seguito, ci vediamo presto.